A stagione estiva ormai iniziata, a percorrere da Nuro la strada statale 131 resta una corsa a ostacoli a causa dei numerosi cantieri aperti, molti di questi esistenti da mesi, altri di recente attivazione. Un vertice organizzato questa mattina dal prefetto di Nuro Giancarlo Dionisi cerca di fare il punto con ANAS sullo stato di avanzamento dei lavori annunciati sulla 131 nel precedente incontro, tenutosi presso il Palazzo del Governo lo scorso 30 marzo. Dopo la riunione del 30 marzo mi aspettavo da ANAS un qualche riscontro, avevano assicurato che avrebbero ridotto i cantieri sulla 131 da Nuoro ad Olbia, invece non solo non hanno ridotto nulla, ma assistiamo a un nuovo cantiere dal chilometro 80 al chilometro 87, quindi sono particolarmente amareggiato e purtroppo anche fortemente preoccupato, perché soprattutto a ridosso di Nuoro il cantiere che ha aperto da tanto tempo ha dei restringimenti di carreggiata molto evidenti, con il Jersey da un lato restringono molto la carreggiata, rendono pericoloso la circolazione e soprattutto i delineatori stradali non svolgono, sono ormai sporchi da tempo, non svolgono bene la funzione di catarifrangenza. Presenti al vertice, tra gli altri, l'assessore regionale ai lavori pubblici Pierluigi Saiu, il commissario straordinario della provincia di Nuoro Costantino Tidu, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu e il responsabile della struttura territoriale ANAS Sardegna. Ci aspettiamo un cronoprogramma preciso e ci presenteremo con delle proposte per migliorare ancorché provvisoriamente la viabilità in estate. C'è un tema di maggior traffico durante il periodo estivo, ovviamente dovuto alla stagione turistica, e un problema di sicurezza. Chiederemo ad ANAS di liberare quei tratti di strada che possono essere riaperti e vogliamo avere certezze sulla chiusura dei cantieri. In ogni caso bisogna dire che gli interventi che oggi si accumulano sono il frutto dei mancati interventi degli anni passati.